Allora siamo collegati, amici appassionati di grande futsal, al termine di un match al Cardio Palma che il Veneto si è aggiudicato per 4-3. Vediamo la festa davvero totale, davvero trepidante sul parquet di gioco del Pala Cosenza. Siamo qui a tal proposito con due dei protagonisti indiscussi di questo match, ovviamente mister Andrea Rozzato e il portierissimo Tommaso Zanotto, che ha ben difeso i pali della sua porta. Iniziamo dal mister, che ovviamente è parecchio emozionato. Mister, come si commenta un match non adatto ai deboli di cuore, definiamolo così? Allora, prima di tutto complimenti al Lazio, immediatamente facciamo i complimenti al Lazio. Erano due squadre che meritavano entrambe di andare avanti e di avanzare nella competizione. Oggi siamo stati molto bravi, perché nel primo tempo penso che ci dessero parecchio per morti e invece abbiamo saputo girare la partita, girare gli episodi che nella prima parte di gara invece avevano favorito in maniera positiva loro, ma per merito chiaramente, e invece un minuto alla volta, una giocata alla volta siamo riusciti a sistemare la partita. Mi permetto di fare un passettino in avanti. MVP della partita chiaramente tutta la squadra, ma il ragazzo che è a fianco, perché Tommaso ha fatto una partita incredibile. MVP tutta la squadra, confermiamo quel che ha detto il mister, insomma approviamo appunto, ma c'è un ragazzo in particolare da elogiare, Tommaso appunto, che è qui alla mia destra, che intervistiamo in questo momento ovviamente. Tommaso, che dire, insomma un tiro libero parato, un calcio di rigore, almeno 6-7 interventi degni di nota. Come si commenta un match del genere? No, vabbè, si sapeva che era una partita che si soffriva, quindi abbiamo fatto difesa, siamo stati molto solidi e dopo ci sai, i tiri bisogna subirli, quindi il mio compito mio è quello di parare e ho parato. Questo comunque è un torneo che indubbiamente ti fornirà una notevole vetrina per metterti in mostra. Insomma, tu sei un portiere che comunque si stai ben disimpegnando con la Fenice Venezia Mestre anche nel campionato, ma indubbiamente ben figurare al torneo delle regioni può essere un bel biglietto da visita per il futuro. Sì, ovviamente. Adesso speriamo di arrivare Adesso speriamo di arrivare in finale e si sa, speriamo di alzare il titolo. Speriamo veramente nelle meglio. Ultima battuta con mister Rozzato, adesso c'è un quarto di finale, nel frattempo abbiamo anche il presidentissimo Beppi Ruzza, che ovviamente è sempre graditissimo. Ultima battuta mister, come si affronta il prossimo impegno? Appunto c'è un quarto di finale da preparare in 2 giorni, che emozioni saranno ovviamente da descrivere, da vivere tutti insieme a Reggio Calabria appunto lunedì? Intanto bisogna capire contro chi andiamo a giocare. In questo momento, vi dico la verità, non so qual è la nostra avversaria. Neppure io. Ecco, abbiamo qualche idea sul Piemonte, sulle altre invece dovremo andare a studiare quello che hanno fatto. Intanto ci godiamo questo, ci riposiamo, pensiamo al trasferimento di domani e in base a quello che sarà poi l'abbinamento, penso che comunque per quello che si è visto in campo questa è una squadra che può giocarsela alla fine con tutti. Non partiamo mai battuti e andiamo, non c'è problema, quello sarà l'avversario, prepareremo bene la partita. Quello che è importante oggi è stato l'aspetto emozionale ed emotivo e abbiamo visto che questi ragazzi sono maturati tanto e penso che questa sarà una garanzia per il futuro. Ringraziamo ovviamente Tommaso Zanotto e mister Andrea Rozzato, che invitiamo ovviamente a salutare tutti i nostri telespettatori. Appunto un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie mille per averci seguito. Un saluto mister. Grazie per tutto quello che fate per il Movimento Veneto, grazie per i tifosi che ci hanno seguito oggi e alla prossima partita. Ovviamente hanno portato via con la forza, tra virgolette, Tommaso Zanotto, perché c'è da festeggiare e ci uniamo anche noi alla festa. Allora possiamo finalmente concludere il collegamento, salutiamo anche il presidente che ci ha fiancheggiato in queste interviste. Andiamo ovviamente anche con le immagini ad inquadrare la festa del Veneto Under 17 appena qualificatosi per i quarti di finale. Direi che per il collegamento odierno è davvero tutto. Vi rinnoviamo l'appuntamento a tal proposito comunque per le 17:30 con la gara della Juniores, che affronterà a sua volta il Lazio, ovviamente in un match delicatissimo per il prosieguo del torneo. Per il momento è tutto, ringraziamo ovviamente il caro Andrea Di Giambattista per il lavoro al coordinamento tecnico e alle riprese qui da Cosenza, dalla Pala Cosenza. Da Marco Marra è tutto, un saluto, alla prossima.